Anche in provincia di Agrigento aumentano i casi Covid, diversi centri interessati come Ravanusa, Palma di Montechiaro, Canicattì, Lampedusa e Sambuca di Sicilia, probabile zona rossa in futuro. A tal proposito arriva puntuale una comunicazione dell'assessore alla salute Ruggero Razza, che afferma come nella giornata di oggi, alla luce della valutazione sull'andamento epidemiologico, l'assessorato alla salute proporrà al Presidente della Regione l'adozione di provvedimenti contenitivi per alcuni comuni e aree caratterizzate da un numero elevato di contagi. Nell'Agrigentino infatti a preoccupare è il comune di Sambuca di Sicilia, dove in appena un giorno si è passati da 0 contagi a ben 52. Nella serata di ieri il sindaco Leo Ciaccio ha comunicato anche la positività di 46 tamponi, molti provenienti da una casa di riposo dove erano ospitati 2 anziani deceduti negli scorsi giorni. Da oggi a Sambuca è in vigore l'ordinanza del primo cittadino con cui si chiudono le scuole, gli uffici comunali fino a sabato, i negozi e le attività commerciali chiuderanno alle ore 18. Inoltre saranno adottate alcune misure di attuazione della disposizione impartita dal Presidente della Regione Musumeci sullo screening diagnostico su un campione significativo della popolazione. In merito abbiamo sentito stamani il direttore generale dell'ASPR, dottor Mario Zappia. Sambuca penso che verrà dichiarata zona rossa oggi, quindi adesso con la prefettura, con l'assessore, già mi ha chiamato stamattina, l'assessore Razza, e quindi con i nostri uffici ci stiamo predisponendo per questo. Vorrei dire, lo ripeto anche a voi perché l'ho detto in tutte le sedi, che l'epidemia, la pandemia che abbia questo corso era prevedibile, che con l'inverno ci saremmo complicati è prevedibile. Nessuno si aspettava che nel periodo di liberi tutti noi, i ragazzi un po' di più nel Movida, ma tutti noi abbiamo allentato la guardia. Quindi il fatto che adesso ci sono positivi non mi stupisce, perché sono dell'avviso che nessun comune d'Italia è esente dal Covid. Però mi preoccupo, lo dico ancora una volta, quando non troviamo i positivi in un comune, perché vuol dire che noi non abbiamo fatto il nostro dovere bene, quindi di tracciare bene. Ricordo che i positivi asintomatici non individuati sono quelli che diffondono la malattia. Nel momento in cui invece individuiamo i positivi succedono 2 cose buone: una, che li individuiamo e tracciamo tutti i parenti o i contatti che hanno avuto; seconda, che appena c'è un positivo in un paese, lei penso che ne conviene, tutti noi ci allarmiamo, allora a partire dai nostri ragazzi e gli altri si preoccupano e si mettono la mascherina, stanno più attenti, quindi l'allerta è importantissima. Noi abbiamo una sola arma in questo momento contro il virus: mascherina, distanziamento e igiene, non c'è altro. Quindi se noi li individuiamo vuol dire che abbiamo lavorato bene. Le strutture ospedaliere come sono organizzate rispetto a questo ritorno della pandemia? Allora, questo è il motivo, cioè quello che mi sta facendo, stiamo lavorando solo, non dico solo per questo perché esagero, ma prevalentemente per questo. Allora, stiamo predisponendo in tutti i nostri ospedali una zona Covid con terapia intensiva, subintensiva ed urgenza ordinaria. Stiamo lavorando, proprio ieri sono stato a Ribera e sono iniziati già i lavori per l'ospedale Covid della nostra provincia. Quindi ieri già stavano spostando, Ribera ospedale Covid, sì. Poi ad Agrigento, a Sciacca, a Canicattì e forse anche a Licata, non in tutti i posti uguali, avremo dei settori e dei percorsi per i pazienti Covid. Il principio che vorrei ribadire è che noi abbiamo il dovere di curare, di essere curati nel posto in cui viviamo, perché questo è un principio sancito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Io non posso costringere un malato, un paziente o la famiglia o i parenti ad andare a 100 km, a 200 km, mi sembra una cosa inumana. Quindi abbiamo il dovere per quanto sia la condizione clinica. Poi il primo dovere è curarlo bene. Noi ci stiamo attrezzando per questo, stiamo lavorando tutti. Un'ultima domanda, ecco, le scuole, si vive questo momento di grande preoccupazione per i genitori, le famiglie, le scuole. Abbiamo visto che addirittura a Napoli, in Campania, il Presidente ha chiuso le scuole. Ecco, cosa c'è da dire in merito, che raccomandazioni fare, magari non farsi prendere dal panico, qualche consiglio a chi ci ascolta? Io vi posso dire quello che è il mio pensiero, che deriva anche un po' dalla conoscenza di quello che è la condizione. Le scuole stanno lavorando bene per mettere in campo quindi tutto il personale, dai presidi fino al personale ATA, agli assistenti, alle persone con disabilità, stanno tutti mettendo in atto tutte quelle pratiche di distanziamento, tutte quelle pratiche di prevenzione, quindi le scuole per me stanno lavorando bene.
il problema della Campania, ma è anche nostro, sono i trasporti o i ragazzi dopo la scuola, perché noi li abbiamo a scuola, 1 metro di distanza, tutti mascherina, appena uscivano dalla scuola, erano tutti senza mascherina. Oggi devo dire che con la paura e con i casi positivi in ogni paese vedo mascherine anche fra ragazzi che si assemblano. Noi dobbiamo lavorare per evitare di chiudere generalizzato, quindi noi dobbiamo fare la nostra parte nell'essere pronti a individuare le persone, poi dobbiamo avere gli ospedali attrezzati quanto più possibile. Però ognuno di noi, la scuola, la famiglia, le comunità devono stare attenti perché non ci vuole molto. Mascherina, distanza e pulizia.